Aumenta il pressing delle dirigenze di Popolare Vicenza e Veneto Banca nei confronti degli azionisti che non hanno ancora sottoscritto l'accordo che prevede un ristoro contro l'annullamento di ogni rivalsa legale per il crollo verticale del valore azionario. Gli interventi di presidenti attuali e passati nei media nazionali e locali danno il segno della tensione crescente per un obiettivo, quello dell'80% di adesioni, che sembra allontanarsi inesorabilmente. La strategia, afferma uno degli avvocati in prima linea, che le banche stanno portando avanti da tempo. La gente purtroppo è completamente sfinita, psicologicamente distrutta, incapace di reagire. Hanno avuto 1 anno e mezzo per cucinarseli per bene, a questo punto li vanno a raccogliere con le ennesime truffette quotidiane che vediamo svolgersi nelle agenzie. Parole pesanti per una situazione dove anche dall'Europa si punta il dito contro la procedura verso gli azionisti. La commissaria Margareta Vestager è stata chiara: se si chiede di custodire il risparmio e gli fanno comprare azioni, è da configurare come vendita impropria e per questo vanno attivati arbitrati e compensazioni, che significa predisporre fondi milionari per le cause perse, con la conseguenza che già qualcuno rispolvera il fallimento, con un possibile coinvolgimento anche dei correntisti. Un bail-in, stando agli esperti, quantomeno improbabile. È difficile che ci sia l'applicazione di una norma quando all'origine c'è un comportamento che non è rispettoso delle norme stesse, quindi non è rispettoso della trasparenza, non è rispettoso dell'adeguata informazione. Infatti, per quanto riguarda le banche venete, si parla di risparmiatori non consapevoli e proprio per questo fatto non applicano il bail-in ed è intervenuta la Comunità Europea, e questo è stato comunicato dalla commissaria alla concorrenza, che ha istituito un apposito fondo che andrà ad indennizzare le vittime. E se l'Europa pensa a un fondo predisposto, c'è da chiedersi intanto chi pagherà alla fine il conto. Purtroppo cosa succederà? Succederà che le banche si attiveranno nei confronti dei propri correntisti per recuperare i rimborsi eventuali e le azioni legali.